Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:39. La luna si leva alle 20:35 e cala alle 6:42. Il santo del giorno è Santa Sabina. Il nome Sabina ha origine latina e significa proveniente dalla Sabina, una regione storica del centro Italia. Il 29 agosto si celebra la giornata internazionale contro i test nucleari. Questa ricorrenza, istituita dall'ONU su proposta del Kazakistan, ci ricorda i danni catastrofici che gli esperimenti atomici hanno causato all'ambiente e alla salute umana. Ancora oggi le seconde e terze generazioni subiscono gli effetti delle radiazioni degli anni 50 e 60. È un monito globale per un futuro libero da minacce nucleari. Sono 59 le candeline per la cantante Tosca. Notata giovanissima da Renzo Arbore, ha raggiunto la gloria nazionale vincendo il Festival di Sanremo nel 1996 in coppia con Ron, grazie a Vorrei incontrarti fra 100 anni. Una voce raffinata e ricercatrice instancabile, Tosca è oggi una delle interpreti più grandi ed eleganti della musica d'autore italiana. Festeggia 58 anni l'attore romano Ricky Memphis. Lanciato dal palco del Maurizio Costanzo Show come poeta metropolitano, è diventato un'icona della TV con Distretto di polizia. Al cinema lo ricordiamo per il ruolo perfetto del mammone Lorenzo nel film Immaturi. Il suo carisma schietto e verace continua a renderlo uno degli attori più amati dal grande pubblico. Palermo, 29 agosto 1991. In via Vittorio Alfieri 3 colpi di pistola irrompono il silenzio del mattino. Viene ucciso Libero Grassi, un imprenditore coraggioso che aveva sfidato apertamente Cosa Nostra, rifiutandosi di pagare il pizzo. La sua denuncia, pubblicata mesi prima con una lettera sul giornale, resta uno dei simboli più potenti della lotta per la legalità e la dignità del nostro paese. Sapete su che sistema si basano gli schermi dei televisori? Sulla sintesi additiva che usa come colori primari il rosso, il verde e il blu, il famoso RGB. Sovrapponendoli tutti si ottiene il bianco, mentre spegnendoli si ottiene il nero. Avete mai notato che in un negozio di TV, pur trasmettendo lo stesso video, ogni schermo ha dei colori differenti? Questo accade perché la calibrazione e la resa dei singoli pannelli non sono mai identiche, rendendo la perfezione visiva una sfida costante per la fisica. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato. Scopriamo subito le previsioni per tutti i segni. Ariete. Un sabato ad alta energia. Avete una voglia matta di muovervi e di fare cose nuove. Sarete i trascinatori ideali per organizzare una gita, una cena o una serata movimentata con gli amici. Toro. La luna vi suggerisce di inserire la modalità lento. Ottimo cibo, un po' di ombra e la compagnia delle persone più fidate sono gli ingredienti perfetti per rigenerarvi oggi. Gemelli. Sarete brillanti, magnetici e con la battuta sempre pronta. È la giornata ideale per stare in mezzo alla gente. Il vostro fascino farà colpo e in amore potrebbero esserci bellissime sorprese. Cancro. Sentite il bisogno di intimità e di ricaricare le pile dell'anima. Dedicate questo sabato alla persona amata o alla famiglia. Un tramonto rilassante vi regalerà una grande pace interiore. Leone, splendete come non mai. Il vostro carisma attirerà gli sguardi di tutti e la sicurezza che emanate vi renderà irresistibili. Se c'è un progetto o un cuore da conquistare, muovetevi oggi. Vergine, il cielo vi consiglia di spegnere il cervello e di dimenticare per 24 ore i doveri e le scadenze. Lasciatevi andare all'improvvisazione senza voler pianificare ogni minimo dettaglio. Bilancia, una splendida armonia vi circonda e vi rende incredibilmente empatici. Sarete in perfetta sintonia con chi vi sta accanto, creando l'atmosfera ideale per una serata serena e complice. Scorpione, fascino misterioso e selettivo. Oggi non avete voglia di chiacchiere superficiali o di grandi folle. Preferirete di gran lunga la compagnia di pochi intimi con cui confrontarvi davvero. Sagittario. Spirito libero e tanta voglia di esplorare. Questo sabato
vi spinge a rompere gli schemi. Accettate un invito dell'ultimo minuto o andate alla scoperta di un posto in cui non siete mai stati. Capricorno. Le stelle vi invitano ad alleggerire la corazza. Mettete da parte le preoccupazioni pratiche ed economiche e concedetevi un po' di sana, meritatissima spensieratezza. Acquario. I riflettori oggi sono puntati sulle relazioni. Il dialogo con il partner è fluido, stimolante ed emozionante. Per i single, l'aria del sabato sera si preannuncia decisamente elettrizzante. Pesci. Giornata magica per il vostro intuito, che oggi funziona come un radar infallibile per le buone occasioni. Lasciatevi guidare dalle vostre sensazioni profonde e non ve ne pentirete. Buon sabato e buon weekend a tutti. L'oroscopo quotidiano vi aspetta domani mattina. Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina colpisce la costa del Golfo del Messico, devastando New Orleans. Fu uno dei disastri naturali più gravi della storia statunitense. Le inondazioni causarono oltre 1800 morti e il 90% della popolazione della città della Louisiana fu costretto all'evacuazione. Un evento che ha cambiato per sempre la gestione delle emergenze climatiche. C'è un momento in cui i sogni devono diventare realtà. Gli inglesi dicono "when the rubber hits the road", ovvero quando la gomma colpisce la strada. È il momento della verità, quello in cui le idee ed i progetti devono essere messi in pratica con azioni concrete. Insomma, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Michael Jackson, il re del pop, nacque oggi nel 1958. Spinto dal padre, nei Jackson 5 esplose come solista con Thriller, l'album più venduto di sempre. Ma il genio fu accompagnato da mille fragilità: la clausura nel ranch di Neverland, le ossessioni per la chirurgia plastica ed una salute sempre più precaria. Nonostante le ombre di processi, restano il suo impegno umanitario e una musica che ha cambiato il mondo per sempre. Michael ci ha lasciati nel 2009 a soli 50 anni, poco prima di un tour mondiale che sarebbe stato il suo grande ritorno. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. La felicità è buona salute e cattiva memoria. Felici sì, ma con la memoria ben attiva, perché io vi aspetto qui anche domani con una nuova puntata del nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.